Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su WWE 2K16. Allora fioi, siamo qua e ho fatto il comandone veneziano, ragazzi, ho fatto un personaggio, insomma, sinceramente io sto editor qua non riesco a trovare delle grandi ispirazioni, quindi ho fatto diciamo un come già rivisto, diciamo un nuovo John Cena, diciamo. Quindi aspetto anzi i vostri consigli per magari che migliorarlo. Adesso chiaramente all'inizio, quindi è sconosciuto, quindi insomma vuole imitare John Cena. Quindi James Corti, Porcini, robe varie. Aspetto i vostri consigli per migliorare il personaggio. Speriamo di riuscire a fare un bel po' di stagioni. Ok, questo è il programma, va bene. Adesso vediamo qua, probabilmente posso partecipare solo ai match del Comendone. Questa è la prima settimana del primo mese di Raw. E niente, come personaggio mi ho scaricato solo Goldberg, Eddie Guerrero, Kurt Angle e CM Punk. Per il resto sono tutti quanti personaggi ufficiali. Chiaramente non li conosco tutti perché non seguo più WWE come una volta, l'ho seguito nei tempi insomma d'oro, diciamo tutti i primi anni, tutto il 2000, diciamo, dal 2002 fino al 2008-2009. E vabbè raga, dai, partiamo. Chiaramente i match, non faccio vedere i match dove non partecipo. E raga, veramente consigliatemi un bel costume, qualcosa di carino, perché io veramente non sono sincero, non riesco tanto a sbizzarrirmi e a avere un'idea su fare un qualcosa di originale. E come mosse, diciamo che sulle mosse ho messo le mosse che mie preferite, le finisher, perché fare ho provato a fare la mossa finale, non mi ispira, mi sembra troppo finta, non so come spiegarlo, vabbè insomma, comunque spero vediamo se può venire fuori una serie, faccio un video o due di prova e vediamo, se no me lo gioco da solo. Mamma mia ragazzi, mi hanno già messo al main event, già un triple threat con Goldberg e CM Punk. Allora, ci spariamo solo questo incontro perché di solito è sempre lungo. Quando c'è un triple threat, infatti nei triple threat però di solito mettevo slancio veloce, stavolta mettiamo normale, ci facciamo solo sto match, andiamo, cioè pazzesco veramente. Ho dovuto levare tutte le musiche e le entrate perché sennò arrivano copyright a manetta, ragazzi, cioè è una roba impressionante, è una roba proprio oscena. Ripeto, aspetto consigli fioi perché per migliorare anche l'altro personaggio, perché è proprio dire che non è originale è dir poco, raga, è molto poco. Quindi siamo subito catapultati nel ok, allora partecipa Comenda veneziano, vai. Ecco, cazzo, non sento niente però. Subito Goldberg mi spacca la testa, bene. Grazie Goldberg, eccolo qua. Sono fatti direi molto bene i personaggi che hanno creato, Come parametri c'ho 80, mi sono messo 80 perché ho messo la difficoltà massima con anche parametri. Come si dice, gli indicatori verso il computer. Quindi veramente è dura, vai ragazzi, vai come. Me la sono messa anche io sta mossa qua di Goldberg. Ho scelto molte mosse proprio di Goldberg perché sono troppo potenti, mi fanno impazzire, fioi. Aia. Mamma mia, fai non gioco da una vita, Vaffanculo. I triple threat mi stanno un po' sul cazzo, però va bene. Sono lentissimo, mi sento veramente lentissimo, fioi, mamma mia. Bravo, Kume. Comunque certe mosse devo cambiarle, diciamo non le finisher, ma le mosse, diciamo, quelle normali, le devo un po' variare, Adesso voglio fare un attimo un video di prova anche per capire se può interessare la serie, chiaramente. Ecco, diciamo che hanno migliorato i capelli, su questo sono contento. Ma non devo veramente ambientarmi, fioi. Detto che dal mio match così al primo match, porca troia. Bravo Kuma. Aia. Il livello di difficoltà è elevatissimo, leggenda. Potevo partire forse un po' più basso, cazzo. Aia.
Questo è già un match veramente per cuori forti. Aia. Devo un attimo prendere anche la mano sul parare. Goldberg ce l'ha con me. Bravo Kume. Il Kume si libera bene. Attenzione Bill, Madonna Bill ammazza CM Punk. Un debuttante contro due leggende. Ma veramente devo... Ma devo riprendere la mano, vi chiedo scusa. Il match si fa interessante ragazzi, Aia. Aia, vabbè però Goldberg vaffanculo. Ragazzi sto prendendo le bombe. CM Punk quello messo peggio forse, però anch'io. Goldberg è favorito già una special e me la fa a me. E invece no, mangiami il cazzo. Ecco. È un match veramente duro raga, si vede che Veneziano le prime armi le sto prendendo da a destra e manca. Qua però il Kume riesce a ribaltarla. Dai, ecco, torniamo dentro che è meglio. Aia. Povero Kume ragazzi, povero Kume. Aia. Vai CM Punk mi salva per fortuna. Oh là. Dai Kume. Goldberg è messo benissimo, invece CM Punk e Veneziano sono veramente messi male. Dai CM Punk, fuori dai coglioni. Buono. Sono proprio stanco. Devo aumentare assolutamente i parametri. Lasciamoli un po' colpire, tanto io mi esalto. Bravo Kume. Il Kume ci prova su CM Punk, ma è impossibile, però proviamoci, almeno lo stanchiamo un po'. Rope break subito. Goldberg è il più forte dei tre in assoluto. Aia. Me l'ha fatta ragazzi. Ai. Mo si rischia. Non mi ricordo più, cazzo. Oddio. No, non mi ricordo più. No, ma sono una pippa. Devo farlo almeno un match prima. Il bello della diretta, ragazzi. Il bello della diretta. Vai Kume. No. Bello sto comeback, bello. Proprio sfruttato a dovere. Per il primo match. Devo riprendermi perché veramente è un disastro. Goldberg alla finisher anche. Adesso anche Goldberg è messo male. Bravo Kume. Grazie. Bravo Kume che riesce a parare la presa di Punk. Ai Jackhammer. Finisce qua ragazzi, finisce qua. Se non mi salva CM Punk sono cazzi. Mamma mia, no, non lasciami da solo, cazzo CM Punk, sei una pippa. Cioè, ma farmi debuttare su match così veramente è da drogati, però. Grazie CM Punk. Muoviti però Veneziano. Prendiamo la sedia. Bravo Kume. Grande Kume. E adesso anche la CM Punk. Eccola, CM Punk mi devasta invece. Se mi schiena è finita. Alzati Kume, alzati. Niente, non si alza. Dai Kume, alzati. Alzati. No, maledetto Punk. Bravo Kume.
Dai che sfruttiamo l'occasione. Sono lentissimo, sono lentissimo. Non c'è niente da fare. Mamma mia che match, ragazzi. Comunque sto tenendo, dai, sto tenendo. Sono il puro messo peggio di tutti, ma stiamo tenendo. Grande Kume. Grande Kume. Provaci, schieralo. Dai. 1. Fanculo Goldberg. Fuori dai maroni, Bill. Vai ancora. Guarda il sangue, bellissimo. Perfetto. E ciao CM Punk. Attenzione, abbiamo un'occasione d'oro. Attenzione. 1, 2. No, non ci credo. Non ci credo. L'occasione della vita di vincere un match in un triple threat al primo match, al match di debutto. Non ci voglio credere. Che occasione che ho perso. Che occasione. Veneziano è finito, ragazzi. Veneziano è finito. Ho perso l'occasione della vita. Grazie CM Punk. Sono anche fortunato. Sgambetto di CM Punk. Sono finiti. I lottatori sono finiti. Dai Kume, dai. Si vede che sono scarsetto però, Aspetta, adesso lasciamoli sfogare un po' sti stronzi. Dai, sfogatevi. Cosa vuole fare Goldberg? Ma grande. Dai, l'occasione. 1. Merda, no. Meno male che non ho perso la finisher. Fioi è durissima. Fioi è durissima. E vabbè, ciao. Ciao ragazzi. Ciao raga, ciao. Cosa vuole fare? Cosa vuoi fare? Ciao. Fioi. Il Kumendone è andato. Eccolo qua. Cos'è sta roba? No, non l'ho mai vista, Fioi. Il Kume proprio è andato, raga, Boh, non ho capito, devo imparare, sono cose nuove, cazzo. Vedi il Kume che gioca senza aver provato il gioco, chiaramente. Dai Goldberg, vieni da paparino. Dai cazzo, dai. Dai un po' di culo. 1. Vaffanculo. Non è durissimo questo anno, mamma mia. Dai una finisher. Arca comediana! Arca comediana! 1, 2, 3! E ce l'ho fatta, che bava! Che culo di merda, ragazzi, che culo di merda. Non ho meritato niente, ma ce l'ho fatta, ragazzi. Che debutto, Fioi, che debutto per il talentissimo veneziano. Debutto col fuoco nella prima settimana, Fioi, perché subito mi hanno messo, anzi nella seconda, ma la prima dello show main event. Fioi veneziano, c'è, raga, aspetto commenti per vedere se migliorare il personaggio nelle mosse e soprattutto nel look, e se può piacere questa serie, se la continuiamo o no. E tutto quanto. Raga, un saluto del Comandone veneziano. Che culo. Scusate, ciao. Un PPS. Comanda veneziana ha sconfitto Goldberg guadagnando un'incredibile vittoria. Cioè, veramente si gode. Si gode, si gode, si gode, si gode. Classifica attuale. Vediamo se ho recuperato posizioni.
Il Cume è 14esimo in salita per lo United States Champion. Beh, quello del mondo invece saremo tipo a 100esimi. Vediamo. In realtà siamo 39esimi, dai. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!